Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In migliaia per rendere omaggio al Papa in Vaticano, in viaggio non senza difficoltà anche tanti siciliani. Attesi 1 milione di visitatori per i funerali del Pontefice. In una chiesa di via Crociferi a Catania, fedeli e curiosi in fila per ammirare la copia di un quadro tanto caro a Francesco. Scuse non sincere e tardive, così i familiari di Sara Campanella si rifiutano di leggere la lettera scritta dai genitori dell'assassino della ragazza. Mi sono difeso, non volevo uccidere. Nell'udienza di convalida per l'omicidio del 17enne di Francofonte, Francesco Milici smentisce il movente passionale. Morta schiacciata dal solaio nel rogo della sua villetta a Palermo, tragica fine per un 80enne, intossicate altre 2 donne. Pronta la diffida contro l'inserimento del ponte tra le opere di importanza strategica, l'iniziativa è del comitato invece del ponte. Calcio, il Catania non fa calcoli in vista dello scontro diretto di domenica in ottica play-off e con il Potenza per l'ultima giornata di stagione regolare. Trasferta vietata ai tifosi etnei. Telecolor trasmetterà la partita in diretta. 50.000 persone hanno già reso omaggio al Papa in Vaticano e altre migliaia sono in procinto di raggiungere Roma. Tra loro ci sono anche tanti siciliani. Il ministro della Protezione Civile Musumeci stima 1 milione di persone nel giorno dei funerali del Pontefice. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Sono tanti siciliani che si stanno mobilitando col desiderio di partecipare ai funerali di Papa Francesco, ma dall'isola raggiungere la capitale in questi giorni non è un'impresa facilissima. La coincidenza, il giubileo, il lungo ponte il 25 aprile non rendono agevole trovare una struttura ricettizia a Roma all'ultimo momento. E poi c'è il costo dei voli, oltre 300 euro più quello degli spostamenti. Eppure sono ore di partenza, moltissimi, soprattutto i pullman, che sono in viaggio con a bordo scout, tantissimi giovani e fedeli. Era già tutto organizzato per partecipare in piazza San Pietro il 28 aprile alla canonizzazione di Carlo Acutis. Doveva essere proprio Papa Francesco a proclamare santo il ragazzino morto a 15 anni per una leucemia fulminante, ma l'evento è stato spostato a data da destinarsi, non il giubileo degli adolescenti che si terrà. In migliaia dunque si ritroveranno ad un evento non previsto, i funerali di Bergoglio. Da Catania sono arrivati già nella capitale tutti i fedeli che avevano prenotato il pellegrinaggio diocesano. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato che ci saranno più treni per chi volesse utilizzare questo mezzo e stima 1 milione di fedeli a Roma. Per accedere in piazza San Pietro c'è tutta una trafila e non è detto che tutti possano riuscirci. Ci saranno cardinali, arcivescovi, sacerdoti, capi di Stato, ciascuno nel proprio settore. Tutti i volontari della Protezione Civile sono mobilitati, compresi quelli della Sicilia già partiti. Daranno supporto sino al 27 aprile. E poi c'è una curiosità, la copia di un quadro molto amato da Papa Francesco è esposta nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi a Catania e sta diventando meta di visite di turisti fedeli e curiosi. Tonino De Mano. E la chiesa catanese di San Francesco Borgia sta diventando meta di pellegrinaggio e devozione per la presenza al suo interno di questo quadro, copia cinquecentesca della tela Salus Populi Romani, talmente amata da Papa Francesco da affidarsi prima e dopo ogni viaggio apostolico. In un certo senso c'è un legame tra la basilica romana di Santa Maria Maggiore, dove verrà tumulato Franciscus, e la chiesa che sta affaccia su via Crociferi. È un quadro che arrivò a Catania nel 1564, donato da Francesco Borgia, poi è passato in diverse chiese gesuite fino a giungere nel 1700 nella nuova chiesa che di fatto è dedicata a San Francesco Borgia e è uno dei tanti siti che fanno parte del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Piano piano che si diffonde la notizia, turisti, fedeli e curiosi si stanno recando in visita per guardare e fotografare il dipinto. L'importanza che i catanesi stanno riscoprendo è questo quadro che ci riporta a Papa Francesco. Era amato da Papa Francesco perché probabilmente Papa Francesco aveva, nell'amore, nella semplicità di questo quadro aveva la sua essenza. Proprio per questo siamo venuti qui ad ammirare questo quadro nel suo ricordo. E questa è una cosa anche che va a valorizzare la città di Catania. In questa chiesa, il 4 novembre del 1801, venne battezzato un illustre figlio di Catania, Vincenzo Bellini.
E continueremo a raccontarvi il Papa con i testimoni siciliani che lo hanno incontrato in questi anni, un'onda lunga tra fede e gesti concreti vicini agli ultimi. Dopo il TG, nel Focus, in diretta alle 14.30, Giusy Lazzara ne parlerà con Monsignor Antonino Legname, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico di Sicilia, con Don Di Noto, presidente di Meter, con Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità voluta da Biagio Conte. Se volete potete intervenire con una vostra riflessione inviando un messaggio al 342 745 5005. E adesso siamo alla cronaca con il femminicidio di Sara Campanella, la lettera dei genitori dell'assassino. Chiediamo scusa col cuore a pezzi, ma la famiglia della giovane uccisa non accetta le scuse. Sentiamo Marco Gullà. Le circostanze e i comportamenti successivi al grave fatto delittuoso escludono si tratti di scuse sincere. Ribadiamo che le scuse dovevano arrivare il giorno dopo il delitto e non adesso. A parlare Giampiero Campanella, cugino di Sara, uccisa da Stefano Argentino. Il cugino di Sara, contattato dalla nostra redazione, non vuole più esporsi, ma ribadisce che la famiglia Campanella non accetta le scuse che sono arrivate tramite una lettera da parte della famiglia del killer, della studentessa di 22 anni. Di Misil Mary. Tramite il loro avvocato, i genitori della 22enne hanno spiegato di ritenere quelle scuse un atto dovuto. Se fossero state sincere, e il loro ragionamento, sarebbero arrivate prima. Per i genitori di Stefano Argentino, invece, il tempo trascorso è stato solo un segno di rispetto. Quelli trascorsi, scrivono nella lettera che è stata rifiutata dai Campanella, sono giorni in cui il vostro immenso dolore meritava solo silenzioso rispetto, almeno da parte nostra. Anche l'avvocato di Argentino ha voluto inviare una lettera alla famiglia Campanella in cui spiega come nel difendere il suo assistito si ricorderà sempre di confrontarsi con un uomo che ha spento, al di là di ogni irragionevole motivo, il sorriso alla vostra Sara. Oggi l'udienza di convalida per l'omicidio del 17enne di Francofonte. Francesco Milici, il giovane accusato di questo omicidio, smentisce il movente passionale, si difende dicendo non volevo uccidere. Francesco Aloi. Nessuna ragazza contesa. Francesco Milici, il 22enne accusato di avere ucciso il 17enne Nicola Lucifora, nell'udienza di convalida smentisce questa versione. Il movente sicuramente non è di natura passionale, non possiamo assolutamente parlare di gelosia. È un movente totalmente diverso rispetto a quello che è stato prospettato. Milici quindi avrebbe agito per legittima difesa. Quella sera era con la sua ragazza quando sarebbe stato avvicinato dalla vittima, che era con altre 3 persone. Una di queste lo avrebbe colpito al volto con un tirapugni. Il Milici, subito dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto, ha chiesto soccorso, ha subito chiamato la mamma. La mamma si è precipitata subito sul luogo e l'ha portato e l'ha condotto subito in ospedale. In ospedale ha collaborato. Ma sarebbe stato minacciato anche prima, mentre era al lavoro. Il motivo, però, non è ancora dato saperlo. Questo, se accertato, come detto prima, potrebbe davvero portare una svolta alle indagini. Davanti alla procuratrice capo e al GIP, Milici ha risposto a tutte le domande. Adesso comunque si trova in carcere a Cavadonna con l'accusa di omicidio volontario. Martedì prossimo intanto ci sarà l'autopsia per capire con quante coltellate è stato ucciso Nicola. Beni per 1.300.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a 2 esponenti di spicco del clan mafioso degli Scalisi di Adrano, legato alla cosca catanese dei Laudani. I sigilli sono stati posti a 6 fabbricati, a un terreno, 3 auto, una ditta di trasporto e a vari conti bancari. Resta in carcere Giuseppe Enzo Mangion, 65 anni, storico boss della famiglia Santa Paolo di Catania. Sarebbe dovuto tornare libero proprio oggi, ma la prima sezione della Corte d'Appello di Catania ha ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere. Nel provvedimento i giudici sottolineano che sussiste il pericolo di fuga, sia per il ruolo di vertice ricoperto negli anni che per la gestione economica degli affari della famiglia e perché può contare sulla reggenza del cognato Aldo Ercolano. I vigili del fuoco sono tornati nella villetta a Palermo andata in fiamme, dove è morta una donna di 80 anni, mentre altre 2 sono rimosse intossicate. Le fiamme che sono divampate in serata hanno ripreso consistenza nel corso della notte. In casa c'erano numerosi sacchetti ammassati. Sentiamo Marco Gullà.
L'incendio, le fiamme che divorano parte della casa, il solaio che crolla. A Palermo ieri nel tardo pomeriggio una donna di 80 anni, Vita Turrita, è morta nell'incendio della sua abitazione che si trova accanto all'autostrada Palermo-Mazzara, poco prima della svolta a destra per Tommaso Natale. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe intossicate dal fumo e portate d'urgenza al policlinico. Non sono in pericolo di vita. Nel rogo la donna è rimasta intrappolata ed è morta schiacciata dal crollo del solaio che ha ceduto per le fiamme. La villetta fa parte di un complesso di case a schiera a 2 piani. La donna probabilmente si trovava al piano più alto. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. La prima telefonata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17. Sul posto sono giunte 3 squadre di pompieri, più mezzi di supporto e ambulanze del 118. In Sicilia prima si moriva di fame, adesso si muore di lavoro. Il grido dei sindacati dopo l'ennesimo incidente mortale in un cantiere edile. Eva Spampinato. Questa è una provincia dove fino a qualche anno fa si moriva di fame, oggi il rischio è che si muore di lavoro. Sono ancora sotto shock i colleghi e gli amici di Antonio Rapisarda, l'operaio edile prossimo alla pensione, morto ieri in un cantiere sulla strada Adrano-Bronte in provincia di Catania. Un allarme che cresce in Sicilia, dove dall'inizio dell'anno sono già decine le vittime. 3 incidenti mortali in appena 4 mesi nella provincia di Catania, 5 fra Palermo e Trapani. Sono delle fatalità che possono accadere, ma il più delle volte di fatto c'è una cultura della sicurezza che manca. Agricoltura ed edilizia, i settori più a rischio. In quest'ultimo caso aumenta esponenzialmente il lavoro, ma rimangono al palo controlli e numeri di ispettori. Solo 9 nella provincia di Catania, 64 in tutta la Sicilia. Oggi in provincia di Catania siamo in presenza di quasi 3.000 ditte. Fortunatamente il settore dell'edilizia, grazie al PNRR, grazie alle opere pubbliche, grazie alle opere private, si è sbloccato, però bisogna davvero stazionare i cantieri, bisogna controllarli. I cantieri tra l'altro sono diventati anche multiculturali. Egiziani, turchi e cingalesi sono operai specializzati, mentre i senegalesi e i ghanesi sono in fase di formazione. Ma un maggiore aggravio di responsabilità, perché è un cantiere dove si parlano più lingue, più dialetti, per cui spesso anche le comunicazioni non sono semplici. I sindacati chiedono un tavolo permanente in prefettura. Deve coinvolgere tutte le strutture che si occupano di sicurezza. Di fatto i controlli non riescono a essere fatti perché di fatto è troppo poco il personale che riesce a controllarli. Trova sulla spiaggia di San Vito Lo Capo una bomba a mano e la mette in valigia. L'ordigno è poi stato ritrovato all'aeroporto di Palermo durante i controlli ad una giovane francese di 23 anni che ha raccontato di volerla portare a casa come souvenir della vacanza in Sicilia. La bomba, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, era perfettamente funzionante ed è stata fatta brillare. La classificazione del ponte sullo Stretto come opera strategica ha provocato la reazione dei comitati no pontisti. Oggi a Messina conferenza stampa per dire ancora una volta no, ed è pronta una diffida al governo. Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera strategica in caso di calamità naturale, in caso di conflitto bellico. A riconoscerlo è un documento pubblico firmato dalla Premier Meloni e dal Ministro per le Infrastrutture Salvini. Si chiama IROPI ed è il documento che sancisce le ragioni imperative di interesse pubblico per le quali l'opera si deve fare e che è stato consegnato al Ministero dell'Ambiente e poi alla Commissione Europea per lo sblocco delle pratiche di incidenza ambientale del ponte sullo Stretto, un documento contestato dalle associazioni no pontiste che questa mattina al Comune di Messina hanno spiegato le loro ragioni. Sinceramente è ridicolo affermare che con il ponte si risparmierebbero da 2 a 4 giorni per l'arrivo dei soccorsi in caso di calamità. Abbiamo una rete infrastrutturale stradale interna che è assolutamente carente. Se vogliamo risparmiare tempo dobbiamo investire lì dove il tempo si perde, non nei 3 chilometri di ponte. Sotto il profilo militare non si riescono a trovare i documenti citati dal governo rispetto all'Unione Europea. Lo stesso vale per ciò che riguarda la NATO e il ponte sarebbe un obiettivo sensibile molto difficile da difendere in caso di conflitto e l'altezza del ponte è insufficiente per le portaerei più grandi della classe Nimitz della flotta statunitense. Il Comitato ha annunciato quindi l'intenzione di avviare una serie di iniziative anche giudiziarie.
diffidare il governo dal procedere, il CIPES, cioè dal procedere all'approvazione del progetto, perché riteniamo che non ci siano i presupposti. Se dovessero procedere, ovviamente noi agiremo in tutte le sedi, perché legittimamente questo progetto non può essere approvato. Controlli della polizia nel quartiere San Cristoforo di Catania con personale del Corpo Forestale e veterinari dell'ASPA hanno permesso di scoprire 11 stalle abusive, di salvare 5 cavalli e di denunciare 3 persone. In alcuni casi sono stati trovati animali in condizioni igieniche pessime, alcuni erano malnutriti o addirittura lasciati senza cibo né acqua. Durante i controlli i poliziotti hanno sequestrato svariati farmaci, alcuni dei quali di natura dopante, evidentemente somministrati ai cavalli per migliorare le loro prestazioni nelle corse clandestine. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare tra l'altro di truffe agli anziani. Da Napoli a Caltagirone per truffare gli anziani e quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno trovato un vero e proprio quartier generale delle truffe dove i malviventi tenevano tutto l'occorrente, dall'indirizzo della caserma dei carabinieri ai numeri di telefono delle vittime, poi frasi, parole, nomi di figli e parenti da ricordare per essere precisi durante la telefonata. Indagini sono in corso per scoprire l'identità di chi fisicamente fosse il galoppino, ovvero la persona che avrebbe materialmente messo le mani nelle tasche degli anziani spaventati. 2 maggiorenni sono stati arrestati mentre un ragazzo di 16 anni è stato denunciato. In piazza a Catania i dipendenti dell'Oda, l'opera diocesana, che attendono 6 mensilità arretrate. Sentiamo Tonino De Mana. Stipendio uguale dignità e rispetto. Il DURC pagatelo con i vostri stipendi e poi, con tutti i debiti che ho, non riesco a riposare la notte, ma la mattina sono qui a lavorare. Sono soltanto alcuni degli slogan dei dipendenti OTA, opera diocesana senza salario, da ben 6 mesi. Nonostante le rassicurazioni a Natale, Sant'Agata e Pasqua, eccoli in corteo. Per loro quasi una via crucis con un cartello che raffigura simbolicamente un lavoratore che porta addosso una croce, schiacciato dal peso e dai debiti. La cosa più scandalosa è proprio questa: anche l'arcivescovo continua a dare promesse, a fare promesse su promesse, è veramente scandaloso. Noi abbiamo bisogno di certezze, il tempo passa, i debiti si accumulano. Noi andiamo a lavorare tutti i giorni, siamo presenti sul posto di lavoro perché altrimenti i nostri ragazzi verrebbero totalmente abbandonati, sono già abbandonati a livello di terapie perché terapisti c'è stato il fuggi generale, perché ovviamente siamo seccati, siamo stanchi. Questo è sconfortante, credetemi, sconfortante. Hanno sperato fino all'ultimo, hanno atteso i bonifici, ma non è arrivato nulla. Così non rimane che scioperare, ma senza astenersi dal lavoro, perché loro garantiscono servizi sanitari essenziali. A portare la solidarietà anche un paziente, uno dei tanti in carico ai lavoratori ODA. Ho dovuto dire io che non venivo in ODA per essere qui. Questi lavoratori sono stanchi di ricevere promesse a Natale, a Sant'Agata, a Pasqua, eppure non percepiscono nulla. E questo è quello che è il mio rammarico e per questo sono qui. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della partita di domenica del Catania che sarà a Potenza tra poco. E siamo al calcio, il Catania prosegue la sua preparazione in vista della partita di domenica a Potenza. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi di arrivare ai quinti. Guglielmotti verso il recupero. La trasferta è vietata ai tifosi del Catania. Il match sarà trasmesso in diretta da Telecolor. Marco Carli. Niente calcoli non sono nella filosofia di Toscano e dunque della sua squadra, ma i rossazzurri sanno che dopo i risultati della giornata precedente, indubbiamente favorevoli al Catania, l'unico modo per non farne realmente di calcoli è vincere al Viviani domenica, vendicando così anche la sconfitta dell'andata. Per la verità, anche un pari col Potenza potrebbe garantire il quinto posto, ma serve che neppure il Benevento vinca. Ci sono poi le varie eventualità legate sempre al pari e anche ad un'eventuale sconfitta che farebbero oscillare il Catania fra il quinto e l'8° posto.
posto, ma ripetiamo, l'idea al momento non sfiora il gruppo concentrato sulla partita ormai da più di una settimana. Inoltre il periodo è completamente diverso rispetto a quello che caratterizzò la partita di andata, giocatori recuperati, l'ultimo in ordine di tempo è Guglielmotti, di cui ovviamente va dosato il minutaggio e che tornerà utile per i play-off soprattutto, e risultati importanti, una sola sconfitta negli ultimi 10 turni e soprattutto un cammino da promozione diretta in trasferta nell'ultimo periodo. Intanto, alla luce della rivalità fra le tifoserie del Catania e del Foggia, le gare Potenza Catania e Picerno Foggia si giocheranno senza la presenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro, in quanto Potenza e Picerno distano solo una ventina di chilometri. La decisione va spiegata. Il provvedimento iniziale prevedeva la possibilità per le tifoserie foggiane ed etnea di assistere alle partite se in possesso di tessera del tifoso. In seguito le questure di Foggia e Catania sono venute a conoscenza della possibilità di scontri anche fra tifosi fidelizzati. Da qui è arrivato il nuovo provvedimento di divieto. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Telecolor, lungo pre-gara dalle 19 e poi la cronaca e infine le interviste in anteprima ai protagonisti dell'incontro. E ora parliamo del Trapani. Alla vigilia della partita decisiva per la conquista dei play-off, il presidente Antonini ha prolungato fino al 30 giugno del 2026 il contratto del tecnico Salvatore Aronica. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A tutti una buona giornata.